Presidente, ieri la notizia dell'istituzione di un albo regionale della viticoltura eroica, quanto importante è per voi del Consorzio? È determinante. Io voglio sempre ricordare che la viticoltura eroica normalmente coincide con i luoghi dove sono nati dei fenomeni. Conegliano Valdobbiadene è uno di questi. Pensiamo a quelle aree fatte da rive ripide e scoscese, difficili da lavorare, che creano delle bellissime fotografie, ma che oggi hanno bisogno di protezione, assistenza ed aiuto. Questo perché? Perché hanno bisogno di una quantità di ore di lavoro che arriva a 850 per ettaro con le mani. Quindi questa possibilità di iscrivere questa tipologia di vigneti in un apposito elenco per poter trovare delle soluzioni atte a favorire quella viticoltura non la vedo con estremo interesse e soprattutto con grande soddisfazione. Ieri l'assessore Bond parlava anche di una possibilità della nascita, si auspicava la nascita di una lista a livello nazionale. Ma certamente sì. Guardate, qui al Vinitaly abbiamo fatto un incontro ieri con i PRIS, che sono i paesaggi di interesse storico da proteggere, e questa associazione raggruppa proprio tutte queste tipologie di vigneti che ci sono in Italia. Erano ospiti del consorzio di Conegliano Valdobbiadene, ovviamente il PRIS, che sono questi paesaggi rurali. E c'erano ospiti dei produttori della Valtellina che hanno i medesimi problemi, produttori sardi che hanno problemi simili. Cioè è un problema che in Italia può diventare un'opportunità. Dobbiamo avere delle particolari attenzioni per questi luoghi che hanno creato una viticoltura che nasceva di sostentamento familiare ed invece è diventata un paesaggio da tutelare, perché è anche ricco di paesaggi così interessanti da portare addirittura al turismo e creare quindi un ulteriore valore aggiunto. Non parliamo poi di preservare territori che altrimenti, se abbandonati, avrebbero anche delle problematiche di stabilità.